L'EIMA International, la rassegna mondiale della meccanica agricola, si fa in due, come abbiamo già anticipato. L'anteprima su piattaforma digitale che si terrà dall'11 al 15 novembre prossimo e poi l'esposizione fisica nel quartiere fieristico di Bologna che sarà nel febbraio 2021 dal 3 al 7. Rilanciare le fiere tra creazioni tecnologiche e politiche per il settore diventa quindi l'ambito di riflessione dell'Assemblea Generale di Federunacoma, la Federazione dei Costruttori di Macchine Agricole. L'EIMA Siamo Noi è diventato un pochino il grido di battaglia di questa Assemblea Generale di Federunacoma. Alessandro Malavolti, Presidente, si sta aprendo un momento proprio di importanza che comincia con una fiera virtuale per poi approdare ad un'EIMA posticipata e anticipata allo stesso tempo che sarà a febbraio 2021, una EIMA live. Abbiamo utilizzato le vecchie date dell'EIMA che è stata posticipata la versione live a febbraio per fare questa Digital Preview, che è una fiera virtuale per cercare di entrare in contatto con la nostra clientela, i nostri clienti potenziali e attuali già nel mese di novembre per presentargli le anteprime delle nostre aziende espositrici, per cui non vediamo l'ora di provare queste nuove piattaforme per andare anche a toccare e a parlare con i nostri clienti sudamericani, asiatici, nordamericani che in questo momento non possiamo incontrare fisicamente. Questo è solo però il lancio, il trampolino di lancio per l'EIMA fisica che avverrà a inizio febbraio 2021. I numeri confermano la bontà dell'evento, c'è una grossa aspettativa, noi siamo in una situazione molto dinamica in cui stiamo verificando settimana dopo settimana l'andamento della pandemia per fare la fiera più sicura del mondo, per cui è un momento di incontro importante perché le relazioni personali con la nostra clientela sono una cosa che tiene vivo il nostro settore. L'agricoltore e il rivenditore, l'importatore ha bisogno di vedere anche fisicamente le macchine, parlare con i nostri interlocutori e non c'è niente di meglio che una fiera come l'EIMA, che è una delle più importanti al mondo, per fare questo. Tra l'altro il 95% della superficie espositiva è già stata assegnata e quindi ci sono insomma già dei preludi ottimali. Rispetto però al mercato ci si era lasciati con un primo semestre, insomma ovviamente causa Covid e pieno lockdown, con dei numeri preoccupanti. Oggi si rialza l'economia e c'è anche questo dato in cui l'agricoltura si riappropria della sua centralità. Questo corrisponde anche a numeri che possono guardare con ottimismo al futuro? Assolutamente sì, l'ultimo trimestre si è aperto con dei numeri decisamente migliori e soprattutto un feeling delle aziende di ripresa del nostro ciclo economico. L'agricoltura è tornata a essere al centro dell'attenzione sia dell'opinione pubblica ma anche delle istituzioni, questo ci fa molto piacere perché è centrale per i nostri sistemi agroalimentari. Non possiamo più basarci sugli scambi internazionali come facevamo una volta, dobbiamo produrre all'interno dei nostri continenti, aree continentali, gran parte del food che serve per sfamare le nostre popolazioni e questo darà sicuramente un grosso impulso, lo sta già dando adesso, alla meccanizzazione agricola, soprattutto quella italiana. Un'assemblea generale super partecipata e questo, lei ha detto, è il nostro orgoglio di imprenditori. Assolutamente sì, sono molto orgoglioso di essere presidente di questa associazione, di questo gruppo di imprenditori che durante la pandemia hanno saputo e dimostrato tenacia e il coraggio di tenere aperte le aziende per mantenere vivo un settore, mantenere viva una filiera che è la filiera agroalimentare contro tanti che comunque volevano chiudere le nostre aziende. Io li considero insieme agli infermieri, ai dottori e tutte le persone che hanno aiutato l'emergenza Covid loro i veri eroi. Ovviamente parlare di fiere significa parlare di internazionalizzazione delle imprese e quindi di sostegni in qualche modo pubblici, sia di tipo economico ma in questo caso anche per la sicurezza, ad esempio con i famosi corridoi verdi. Citava i corridoi verdi, c'è stata una disposizione appunto dell'ultimo DPCM che prevedeva, previa autorizzazione del Ministero della Salute, la possibilità di creare questo percorso. L'abbiamo agevolato. Abbiamo creato un meccanismo che ha consentito quindi per esempio a Micam e Mipel nei giorni scorsi, insomma a Milano, di ricevere un numero consistente di buyers dall'estero che sono entrati diciamo, in esenzione insomma, della quarantena, quindi con la facilitazione che gli ha consentito di prendere parte a questi eventi. Naturalmente questo protocollo esiste, continua e si applicherà a tutte le altre fiere che arriveranno nei prossimi mesi. L'altra cosa che stiamo facendo alla Farnesina
è lavorare sull'attrazione dei buyers, cioè quindi il corridoio permette ai buyers di entrare. Dobbiamo poi con le ambasciate nel mondo, nei paesi da dove tradizionalmente arrivano, insomma, attivarci per far sì che vengano accompagnati anche, se possibile, da tutto il mondo che poi riferisce dell'evento nel paese di provenienza, e in questo le nostre ambasciate sono già molto attive, e poi abbiamo già finanziato le nostre ambasciate per chiedergli di organizzare dei veri e propri eventi di promozione dell'evento fiera. E poi infine c'è l'aspetto della finanza agevolata. Come sa, c'è stato uno stanziamento di 300 milioni recentemente, è stata individuata la Simest come l'istituzione strumento per attivare questi 300 milioni, e la prossima settimana dovremo cercare di decidere sulle modalità. EIMA Digital Preview, una data certa, un appuntamento già condiviso da molti degli associati delle aziende costruttrici, ma anche già da tanti visitatori. Allora forse questo apre un nuovo sipario, la complementarietà tra fiere virtuali e fiere invece fisiche live. Dunque, innanzitutto cominciamo a dire che il mercato delle fiere italiano è il quarto al mondo per giro d'affari e capacità di generare reddito per coloro che partecipano alle manifestazioni fieristiche, quindi un mercato assolutamente importante che è stato duramente messo a prova dalla pandemia. Ciò non pertanto la capacità di mobilitarsi e lo spostamento sul digitale nelle sue varie forme, non solo sulle piattaforme, ha, oserei dire, costretto un ripensamento che può essere molto fruttuoso. La modalità blended, ovvero sia mista in presenza e a distanza, è quella che molti settori, dalla moda allo sport, vanno praticando con risultati e con esperienze che si vanno accumulando. Certo, l'empatia che si genera nella relazione in presenza è insostituibile. Almeno per oggi però possiamo dire, perché veramente si stanno sviluppando tutta una serie non solo di competenze ma anche di soluzioni digitali che possono aiutare molto a superare questo momento di difficoltà. Del resto abbiamo una bellissima notizia: Standard & Poor's ha rialzato le stime per l'economia italiana nel 2021 e quindi questo ci induce a ben sperare anche attraverso una mobilitazione fieristica. Il mercato delle macchine agricole è un mercato ovviamente un po' particolare, una grandissima ed alta specializzazione. È facile o più difficile affacciarsi ad una fiera virtuale per un settore come questo, a suo parere? Ma credo che sia una grande sfida per la capacità di fare storytelling di prodotto in maniera molto efficace, per ripensare le forme del valore insieme alle forme della comunicazione e per essere ancora più capaci, tramite una forza vendita che negli anni ha dimostrato una grande solidità, una grande esperienza, una grande capacità di mediazione dei contenuti tecnici specialistici, fare di tutto questo tesoro per narrare con nuove formule, con nuove narrazioni e con nuove modalità, oserei dire, di engagement, come si dice oggi, ovvero sia di coinvolgimento attivo delle persone che interagiscono attraverso le piattaforme. EIMA Digital Preview, la passerella virtuale che precede EIMA Live, che si terrà poi invece a febbraio 2021. Una data che non è scolpita sulla pietra, diceva Simona Rapastella, direttore generale di Federunacom, perché ovviamente bisognerà guardare all'evoluzione della pandemia del mondo. Però soffermiamoci un attimo su questo primo step, che è sicuramente certo. Allora, il mondo virtuale vede preparate le aziende della meccanica agricola italiana? Molto di più rispetto alle nostre aspettative. Ci siamo sfidati in questo progetto assolutamente ambizioso e coraggioso, con orgoglio anche prima di altri competitor fieristici di settore a livello internazionale, e abbiamo voluto farlo tra l'altro in una forma molto avveniristica, molto all'avanguardia, perché stiamo realizzando e costruendo l'avatar della fiera virtuale della meccanizzazione agricola. Certamente la risposta delle imprese è stata calorosa, di sincera attenzione, proprio per la capacità intanto di sfidarsi nell'utilizzo di uno strumento promozionale che può aggiungersi alla fiera reale,
e poi anche per quell'orgoglio forse di essere stati un po' i primi sotto questa forma molto tridimensionale, molto ambiziosa di sfidarci nel campo del digitale. Ecco, tra l'altro, diciamolo apertamente, è la Germania con Hannover che ha copiato l'Italia con Federunacoma e EIMA Digital. Tra l'altro i primissimi dati, in soli 3 giorni più di 1000 operatori da tutto il mondo si sono registrati a EIMA Digital Preview. Grazie per averci seguito nel corso di questa puntata, vedete tutti i nostri riferimenti in sovraimpressione, non ci resta appunto che salutarci e darvi l'appuntamento tra una settimana, stessa ora. In collaborazione con